L'approfondimento del telegiornale oggi è dedicato ai trasporti, con noi ospite Giovanni Russo dell'Associazione Ferrovie Siciliane. Buongiorno. Entriamo nel vivo di tanti argomenti. Possiamo intanto focalizzare l'attenzione, secondo me, proprio sull'attualità ed è dunque la metroferrovia. Un breve commento su questa partenza in sordina della metroferrovia che noi già tra l'altro abbiamo documentato con un nostro servizio nel telegiornale di ieri. L'Associazione Ferrovie Siciliane praticamente fa periodicamente verifiche sui servizi, dà il polso della situazione e anche della risposta dell'utenza. Allora, prima di entrare nel merito di altri dati che riguardano la lunga percorrenza, situazione messinese, un breve commento su questa partenza della metroferrovia. È destinata, secondo lei, a fallire come è avvenuto nel 2009? Beh, certamente la metroferrovia va ovviamente maggiormente attenzionata. Quello che possiamo dire sulla partenza della metroferrovia, quindi sul servizio di ieri, che su tutti i treni sono arrivati, hanno accumulato qualche minuto di ritardo comunque, ma la stragrande maggioranza è arrivata addirittura anche in anticipo. Sull'utenza quello che ci risulta dalla nostra verifica ci sembra abbastanza bassa e credo che serve ovviamente una maggiore attenzione soprattutto sul fatto che bisogna ovviamente inserire il discorso metroferrovia, scusatemi, con il servizio a pettine ovviamente offerto dall'ATM. Che ancora non c'è nei piani, perché ci è stato detto più volte che è stata già fatta un'ipotesi di integrazione, però secondo lei non è stato controproducente avviare la metroferrovia senza ancora avere l'integrazione con l'ATM? Certamente, io penso addirittura che la metroferrovia bisognava attivarla prima ancora che iniziassero ovviamente le scuole, in modo tale che ovviamente anche gli studenti o comunque altri, anche lavoratori potessero usufruire anche di questo servizio, quindi un servizio alternativo, e da qui ovviamente attivare anche i vari abbonamenti. Certo, comunque, ovviamente serve una maggiore attenzione perché così come è strutturato il servizio metroferrovia c'è, i treni ci sono 28 corse al giorno, però ovviamente va messa ovviamente nelle condizioni di essere maggiormente fruita ovviamente da tutta l'utenza che è quella della zona sud di Messina. Parliamo dei treni a lunga percorrenza perché è entrato in vigore l'orario, il nuovo orario invernale. Per questa data, precedentemente nei mesi scorsi, era stato ipotizzato da parte del gruppo Ferrovie dello Stato la cosiddetta rottura di carico, cioè l'interruzione del traghettamento dei treni tra la Sicilia e la Calabria. Con l'entrata in vigore però di questi nuovi orari, la rottura di carico al momento non c'è stata, quindi ci sono comunque dei servizi che continuano ad essere garantiti. Voi avete preparato come associazione uno screening delle verifiche sull'andamento di questi treni a lunga percorrenza, soprattutto gli ultimi 30 giorni e quelli a ridosso dell'entrata in vigore del nuovo piano. Che cosa emerge? Beh, noi abbiamo fatto, ovviamente lo illustriamo qui in esclusiva a Tre Media, abbiamo portato dei dati che sono quelli del monitoraggio degli ultimi 30 giorni della lunga percorrenza. Lo possiamo fare anche con Sì, l'ausilio delle grafiche, con l'ausilio certamente. ecco qui, così Quindi, magari i telespettatori possono avere contezza. negli ultimi 30 giorni ci sono stati sui 600 treni che ovviamente garantiti, noi abbiamo monitorati 490, ovvero l'81,6%. Di questi ben 18 sono stati soppressi, 183 sono arrivati in orario comunque con un ritardo incluso nei 5 minuti e ben 290 sono arrivati con un ritardo superiore ai 6 minuti. E ovviamente tutti questi ritardi sono stati accumulati e hanno ovviamente toccato la ben cospicua cifra di 175 ore, quindi complessivamente in 30 giorni i treni a lunga percorrenza per la Sicilia hanno accumulato 175 ore di ritardo. Quali novità ci sono per quanto riguarda questi treni a lunga percorrenza allo stato attuale e con il nuovo piano, se ci sono delle novità? Beh, attualmente è stata riconfermata dalla stessa offerta che era ovviamente prevista nel 2015 e le uniche differenze sono ovviamente piccoli anticipi sulla partenza del treno Sicilia-Milano, sia 5 minuti di anticipo da partenza da Siracusa e 5 minuti all'arrivo a Milano Centrale. Ecco, queste sono le percentuali ovviamente della lunga percorrenza nel monitoraggio che abbiamo fatto noi dal 14 novembre al 13 dicembre di quest'anno. Come si vede il 4% dei treni è stato soppresso,
il 37% è arrivato in orario, come dicevo poc'anzi, insomma, o con un massimo di 5 minuti di ritardo, e ben il 59% ovviamente ha superato i 6 minuti, insomma, da un ritardo da 6 minuti a seguire. Dire che il servizio è cambiato rispetto al passato, abbiamo anche delle immagini che danno l'idea di come il servizio fino a qualche anno fa veniva espletato. Dicevo, dire che è cambiato è sotto gli occhi di tutti, è evidente, è cambiato in negativo sicuramente, in peggio, ma che prospettive ci possono essere con un contratto di servizio, parliamo dunque anche e soprattutto non soltanto della lunga percorrenza ma anche della Sicilia, che prospettive ci possono essere un contratto di servizio che sembra essere stato concepito all'interno, nelle stanze dell'assessorato regionale trasporti, così hanno denunciato i grillini, il Movimento 5 Stelle, e senza invece il confronto con il territorio, con l'utenza, con le associazioni, con chi poi effettivamente è destinatario di questi servizi. Credo che per Trenitalia, insomma, quindi con il gestore sia anche delle infrastrutture ferroviarie anche dei rotabili, cambiare un orario di un treno o di più treni sia ovviamente rilevante, anticiparlo di qualche istante credo, o comunque aggiungere una o più fermate, credo che sia cosa da poco. Considerate che per un treno fa effettuare una fermata in più sono circa 3 minuti in più che si aggiunge, diciamo, all'orario complessivo di viaggio. A mio avviso è semplicemente una questione politica, quindi bisognerebbe cercare di sollecitare ovviamente quelli che sono, insomma, gli nostri amministratori affinché si risolvano quelle criticità come si sono ovviamente verificate sulla metroferrovia, dove ci sono tutti i collegamenti che vanno da Messina a Catania e da Catania a Messina sulle fasce pendolari che ovviamente non effettuano più le fermate né di Calati né di Tremestieri. Cioè l'entrata in vigore della metroferrovia ha inciso sui collegamenti regionali che invece prima venivano garantiti? Sì, praticamente col nuovo orario i treni veloci, ad esempio, la prima fermata che effettuano adesso da Messina è a Litterme, mentre prima si fermavano anche a Giampilieri. Mentre alcuni treni veloci e mentre tutti i treni regionali, come dicevo poc'anzi, quelli nella fascia ovviamente di garanzia, quindi nella fascia pendolari, non effettuano più le fermate di Tremestieri e di Calati. Ecco, questo è uno specchietto che riassume i collegamenti regionali. Vediamo la metroferrovia con le sue 28 corse, le altre invece sono le altre tratte regionali. Messina a livello siciliano è una città penalizzata secondo lei? Credo che si potrebbe fare di più, insomma, cercare di ridurre soprattutto i tempi di viaggio e qualche cosa si potrebbe fare. Ripeto, credo che per coloro che gestiscono sia l'infrastruttura che il servizio ferroviario sia rilevante cercare di migliorare il servizio, ma bisogna che gli amministratori ovviamente vadano su questa direzione in modo tale che si cerchi di trovare la migliore condizione che possa essere quella che poi possa dare un servizio migliore a tutta l'utenza, sia pendolari che possono essere anche turisti, attenzione. Non dimentichiamoci che nella zona del Siracusa o di Ragusa la domenica il servizio ferroviario ovviamente è interrotto e quelle sono le zone dove in questo momento c'è il maggiore flusso di turisti. In chiusura, le faccio una domanda alla persona che conosce questo settore anche da appassionato, da colui che studia determinati fenomeni e il sistema ferroviario. Tornando alla continuità territoriale, alla lunga percorrenza, il vecchio progetto ipotizzato dalle Ferrovie dello Stato con la rottura di carico e la sostituzione dunque del treno con le navi, con il mezzo veloce, quanto la convince? Cioè, secondo lei con degli accorgimenti è realizzabile a Messina o lei comunque preferisce il traghettamento del treno? Beh, noi qualche mese fa abbiamo realizzato uno studio e abbiamo ipotizzato una riduzione dei tempi di percorrenza di un treno Sicilia-Roma addirittura con l'attuale infrastruttura e con l'attuale anche infrastruttura ovviamente diciamo marittima, quindi delle navi ferroviarie, una riduzione di oltre 2 ore, semplicemente rimodulando quelli che sono i rotabili, quindi con un'offerta di circa 250 posti entrando direttamente, permettendo l'entrata direttamente sulla nave traghetto sia delle carrozze che anche delle comodore. Quindi a nostro avviso si potrebbe già fare questa attività qui. Ovviamente non spetta a noi ovviamente realizzare questa cosa, noi la possiamo semplicemente sollecitare. Effettuando queste piccole migliorie che possono essere già fatte semplicemente sui rotabili, io credo che il discorso della rottura di carico potrebbe tranquillamente essere superato
e potrebbe essere superato quello che comunque è il gap di differenza di servizi a bordo dei treni rispetto a quelli che ci sono in Sicilia e con quelli nazionali. Faccio un esempio per tutti, anche la classica presa di corrente al posto, insomma, dal proprio posto, che in alcuni treni nostri, insomma treni nazionali che vengono in Sicilia, ancora tutt'oggi non sono fornite, mentre sulle Frecce al proprio posto insomma, riusciamo ad avere sia i tavolini e ovviamente anche la presa di corrente e qualche altro servizio a bordo come il servizio di ristorazione che, ripeto, nei nostri intercity giorno e notte il servizio di ristorazione non è assolutamente presente. Bene, ringraziamo Giovanni Russo, presidente dell'Associazione Ferrovie Siciliane. Grazie a voi.